Buonasera, bentrovati. Effetto Friuli Giovani, si avvicina il tempo di esami per la tremarella di tutti, proprio prima ne stavamo parlando, meglio per la tremarella di alcuni, ma di molti dei presenti di questa sera, ma questa sera sotto esame non ci sono loro, ma c'è la scuola, ci sono gli insegnanti, il rapporto proprio fra i docenti e gli studenti, quindi indagheremo su quale deve essere la natura di questo rapporto, se mai esista una regola o comunque un modello ideale della relazione fra il docente, l'allievo, lo studente e come eventualmente debbano essere valutati gli insegnanti se si ritenga opportuno valutarli, quindi ampio spazio a loro e una puntata diciamo interna proprio all'interno della scuola con i protagonisti del mondo stesso dell'istruzione, soprattutto in questo caso ovviamente quella dell'istruzione secondaria e superiore. Buonasera Giampaolo Izzo, ben trovato. Intanto a botta calda, valutazione degli insegnanti sì, valutazione degli insegnanti no. La valutazione in generale della scuola pubblica, di tutto l'apparato pubblico, credo che sia assolutamente necessario perché per la qualità del lavoro, per la necessità della trasparenza, insomma. Questo è un paese in cui quando scegliamo un ospedale facciamo il giro di telefonate per cercare di capire qual è l'ospedale migliore, per cercare di capire qual è il medico migliore e così anche avviene più o meno la stessa cosa dal punto di vista della scuola. Noi dobbiamo invece aiutare le famiglie quando scelgono, gli studenti quando scelgono, con dati oggettivi di trasparenza che testimonino la qualità o meno di una scuola. Questo si fa con una valutazione, diciamo, l'apparato pubblico in generale è molto indietro su questo ambito, la scuola anche, e credo che adesso piano piano si inizia a fare un ragionamento di questo tipo e credo che non solo gli insegnanti, ripeto, ma i dirigenti, tutto l'insieme diciamo, dell'apparato della scuola debba essere valutato e credo che ad esempio non so, gli insegnanti, diciamo, gli scatti salariali avvengono per anzianità e sia una cosa assolutamente sbagliata perché credo che invece debba essere valutato questioni di merito. Beh, certo, è una questione di giustizia e anche su questo tema io credo che servano una serie di riforme strutturali che incentivino la qualità e la produttività. Professor Moro, studenti da valutare, spesso si lamentano, comunque si sente qualche lamentela, il prof non è stato oggettivo, l'oggettività può essere un problema anche nella valutazione dell'insegnante da parte degli studenti, temerebbe una valutazione da parte degli studenti? Credo di no. Non è questo il problema comunque. E come abolire l'IMU e non dare lavoro, cominciare a parlare del lavoro. Sono da anni che si parla di questa cosa qua e si diminuiscono i fondi per la scuola va a remengo. Non credo che si risolva il problema con la valutazione degli insegnanti. Credo che si risolva con la presa in seria considerazione del problema scuola, della necessità che vanno fatti investimenti nella scuola, che si deve credere nella scuola. Poi, insomma, sì, si possono valutare, ma si deve valutare anche i medici, dovrebbe valutare tutto a questo punto. Ma credo che nel riformare le scuole o comunque nel dare loro degli incentivi, allora anche lì ci dovrebbe essere una classifica di merito, cioè guardare appunto oppure a quelle che hanno più bisogno, quindi stabilire una scala eventualmente delle priorità, perché forse magari non ci potrebbe essere spazio per tutti, immagino, quindi anche qui entrerebbe un po' una necessità di classificazione, di graduatoria. Bah, non so se è così, insomma. Certo che ci sono delle scuole di periferia che hanno bisogno di più, c'è certe scuole di certi quartieri che avrebbero bisogno di più, e questo è evidente, ma non credo che si faccia questo su una, diremmo così, una valutazione che non so neanche fino a questo momento quale dovrebbe essere il criterio di valutazione, chi dovrebbe valutare chi, ecco, questo è il problema. Lei avrebbe un'idea? Comunque il problema grosso della scuola adesso sarebbe di tornare a parlare di didattica, non di valutazione, ecco. Questo, non di parlare di merito, ma sarebbe parlare di istruzione, di motivazione, di investimenti nella scuola per migliorare la qualità, insomma, ecco via.
Si migliora la qualità solamente tramite investimenti o si migliora anche conoscendo quanta qualità effettivamente c'è e che cosa si può fare? Stefano Stefanelli, intanto grazie per essere qua, preside del Marinelli. Ma la domanda è difficile. Sicuramente il sistema italiano non è un sistema abituato ad essere valutato, quindi non solo la scuola, tutto il sistema italiano. Posso ricordare che proprio di pochi mesi fa, di un paio di mesi fa, l'approvazione del regolamento attuativo del Sistema Nazionale di Valutazione, che imporrà alle scuole, già dal prossimo anno scolastico, di fare un rapporto di autovalutazione e poi un piano di miglioramento. Mi pare che questo approccio sia corretto perché prima di valutare gli insegnanti è necessario valutare i dirigenti e le scuole, perché non si può cominciare a valutare dal mezzo, in quanto io ricordo, poi probabilmente il pubblico non lo sa, ma sicuramente Del Ponte lo sa, che la legge istitutiva della dirigenza scolastica collegava la dirigenza alla sua valutazione, cosa che non è stata fatta, quindi non possiamo iniziare a valutare dal mezzo. Che cosa serve per migliorare? Ma tutte le cose che hanno detto i due insegnanti che hanno parlato e anche tante altre ancora, insomma, no? Sicuramente i dati sul sistema scolastico nazionale non sono molto lusinghieri, diciamo che quindi da quel punto di vista dobbiamo interrogarci. Dall'altro, non essendo lusinghieri, abbiamo ampi margini di miglioramento, come si dice, no? Quindi magari partendo dal punto giusto, quindi dal vertice della scuola, riusciamo anche ad arrivare ad una valutazione più corretta. Io temo molto un'entrata da metà. È vero che c'è molto da fare, tutte le cose sono importanti, finanziamenti, interventi anche dall'alto in questo senso, ma alla fine il contatto diretto quotidiano è fra l'insegnante e lo studente, quindi quanto può fare una riforma, un finanziamento, una riforma complessiva se poi non va a toccare direttamente quella che è il ruolo dell'insegnante, della preparazione dell'insegnante stesso e quindi il merito del quale parlava poi anche Izzo poco fa, Del Ponte. Alla fine è così, cioè bisogna partire dall'alto o bisogna partire da lì, dal primo contatto che c'è direttamente fra lo studente e l'insegnante? Ma io ripartirei da un concetto che esprimeva Nino Moro prima, no? Cioè ben venga la valutazione, sono convinto anch'io che ci sia bisogno di valutazione, ma non una valutazione fredda, rigida, schematica, ma una valutazione che parta dal principio che serve come rapporto, come miglioramento dei rapporti interpersonali, come comprensione reciproca nel rispetto dei ruoli. Cioè, se noi ci fermiamo lì a suddividere i tipi di valutazione chi fa, senza mettere in ballo, diciamo, il rapporto diretto, che è il rapporto didattico, che è il rapporto dove si può effettivamente valutare le diverse variabili che entrano in gioco. Se io vado a misurare solo con l'Invalsi, tanto per fare un esempio, quello che può essere, partendo dal risultato che ottiene un insegnante, mi sfuggono tantissime variabili per cui la valutazione non è oggettiva. E come si misurano però le altre variabili? Come si possono soltanto conoscere? Migliorando i rapporti interpersonali, cioè la valutazione deve partire all'interno della scuola dove si inserisce eventualmente anche un sistema tecnico che può essere quello dell'Invalsi o del questionario o del test, ma deve essere interpretato alla luce di tanti altri fattori che si possono misurare soltanto dall'interno della scuola, quindi cambiando il tipo di rapporto. Giusto pagare gli studenti, gli insegnanti in base al merito? Una scala Giusto, retributiva in teoria misurata? bisogna vedere quale merito valuto. Cioè, qui se io considero un merito avere selezionato tante persone, oppure se considero un merito avere fatto in modo che una persona anche in difficoltà, anche a disagio, venga motivata e abbia pure risultati minimi, però risultati che a livello formativo sono significativi per la società. Quindi non una valutazione rigida, fredda, semplicemente sulla quantità, ma che tiene conto di tutto quello che un processo educativo e formativo deve impegnare. Stefanella, vedevo ogni tanto scuotere la testa, c'era qualche punto su quale no, perché no, non è che ho scuoto la testa, no, magari così sono distratto. Bene, allora bocciato, non sarà pagato sì, come i più meritevoli. Però bisogna stare attenti, perché alcuni sistemi di valutazione dei docenti o delle scuole che sono in voga in stati esteri non misurano la performance, misurano per esempio il valore aggiunto.
Certo. E quindi il valore aggiunto vuol dire che in un liceo scientifico la performance sarà per grandi fasce della popolazione scolastica migliore da un punto di vista oggettivo, perché il liceo tende ad avere una cosa universitaria, ma non si misura quello, si misura il valore aggiunto. Allora il valore aggiunto ha un rapporto stretto con la didattica, con la progettazione, con le opportunità. Ci sono questi modi, il valore aggiunto ovviamente lo si può misurare con test, osservazioni, ma non è difficilissimo, lo fanno in tutto il mondo. Ma devo fare la valutazione anche di partenza. Sì, di partenza, d'arrivo, ma insomma si può fare. E anche della situazione ambientale. Sì, che non si però, fa, cioè però in questo momento si fa soltanto la valutazione a posteriori sul risultato. Sì, però per esempio anche prendendo semplicemente i dati dell'Invalsi, se i dati dell'Invalsi sono riferiti agli stessi soggetti, ad esempio alla stessa classe a distanza di 3 anni, se una classe va sempre giù o se una classe va sempre su, sì, quindi qualcosa vuole dire a sì, d'accordo su questo, però non viene fatto così, mi pare, in questo momento. No, ma io dico di fatti che bisogna fare. Andando sul concreto, mettendo poi i punti proprio... Sì, in questo momento non si fa niente. Questo volevo dire, andando sul concreto, qual è la situazione italiana e cosa... Nulla più totale, non c'è mai stata nessuna forma di valutazione di nessun tipo, questo è il punto. Cioè, quando andavamo a scuola noi, quando andavano a scuola ancora i nostri genitori, avere un buon insegnante era il frutto del caso. C'era una grande differenza anche tra sezione e sezione, tra materia e materia, e così è anche adesso sostanzialmente. Laddove non è premiato il lavoro, fondamentalmente è così ed rimane ancora adesso, quindi questo è profondamente ingiusto, innanzitutto nei confronti dei ragazzi e delle famiglie che non sanno bene, no, che cosa fare, anche perché i ragazzi stessi, dopo magari li sentiamo, notano perché insomma, grandi disparità magari di giudizio, no, tra un insegnante e un altro, grande disparità di quantità di programma tra un insegnante e un altro, cioè dietro la libertà, la parola libertà di insegnamento, che è anche insomma condivisibile, però si nascondono ampi margini di totale soggettività e diciamo questo è frutto di ingiustizia. Chi lo fa fare un insegnante di impegnarsi, di fare il programma con grande dispegno di energie e di essere rigoroso nella valutazione, nell'efficienza, se poi viene pagato allo stesso identico modo di un insegnante che fa meno della metà, meno della metà, magari, anzi lo dico tutta, chi lavora diciamo così, va incontro a più difficoltà, perché chi lavora e deve mettere delle insufficienze o deve essere diciamo, rigoroso e comunque diciamo, serio, eccetera, magari fa svolgere una parte di programma diciamo, abbastanza consistente, deve giustificare. Chi invece diciamo, fa la metà e mette voti magari molto più buoni, vabbè, è bravo di per sé. Questo è un sistema totalmente ingiusto nei confronti degli insegnanti che lavorano, che sono mal retribuiti, quelli che lavorano sono mal retribuiti, quelli che non lavorano sono retribuiti troppo. Il discorso è giustissimo, però qualcuno porrebbe ci possono essere tante altre situazioni, tanti altri uffici, tanti altri settori di lavoro dove accade magari che c'è un gruppo di persone, sono pagati tutti allo stesso modo e chiunque potrebbe dire beh io lavoro molto di più, faccio molto di più sono di d'accordo con te, infatti, quindi bisognerebbe introdurlo dovunque, allargarlo. Io credo che il problema strutturale dell'apparato pubblico sia questa assenza diciamo, di valutazione che fronte di assoluta ingiustizia, ripeto. Andiamo a pubblicità così poi sentiamo i ragazzi, visto che abbiamo messo un po' di carne al fuoco, quindi diamo il tempo di formulare le domande, le riflessioni e ci ritroviamo tra un istante. Eccoci qua, ben trovati, è tempo di sentire direttamente i ragazzi chiedendo proprio anche a loro quali siano effettivamente i loro desideri per diciamo, riuscire ad avere un rapporto e ad attrarre il maggior profitto possibile da quelle che sono proprio le lezioni che ogni giorno affrontano. Credo che forse, direi a occhio così, tutti favorevoli alla valutazione degli insegnanti anche da parte degli studenti oppure no, esagero e forse non è così. Cominciamo a sentire un po' di opinioni. Buonasera. Io non sono proprio molto d'accordo con la valutazione dei docenti per un semplice motivo, perché se noi ragazzi ci prendiamo anche questo, tra virgolette, diritto sugli insegnanti andiamo veramente a finire male, perché adesso spiego. In una classe dove il ragazzo ha abbastanza voce diciamo, per opporsi oppure per dire la propria opinione, certi insegnanti lo apprezzano, quindi dicono magari ok, vedo di migliorare questo comportamento, di andare anche incontro a questi ragazzi. E invece altri cosa fanno? Si mettono ad abbassare i voti alla classe.
Allora lo la dici più maggior come parte. onere, diciamo, che come, Sì. cioè lo vivresti come un onere quasi con timore, a parte che magari non è proprio direttamente così la valutazione, cioè degli Sì, insegnanti, invece nel senso da metto lì, un'altra- alzo la mano e dico lei non capisce niente, Sì, cioè sarebbe no, forse una cosa un così pochino no. più... Però invece dall'altra parte sarei d'accordo perché la maggior parte, come diceva Moro, secondo me adesso bisogna parlare di didattica, di istruzione, che è molto più fondamentale, che ultimamente non c'è tanta, soprattutto da alcuni professori. Perché penso che adesso sia l'importante finire l'ora, cioè i 60 minuti, andare a casa e ciao, arrivederci. Invece sono pochi quelli che si mettono d'impegno a migliorare, perché alla fine secondo me un insegnante, se un ragazzo viene bocciato, è anche un fallimento dell'insegnante, perché vuol dire che non è arrivato completamente o non ha fatto venire talmente tanta voglia al ragazzo di poterlo portare almeno al 5, dico, non dico al 6. Giustamente se uno non studia, non studia, non ci Posso possiamo dire una fare cosa super niente. rapidissima? No, per chiarezza, cioè è chiaro che la valutazione dal mio punto di vista deve essere fatta in gran parte da dei valutatori, si deve essere fatta, questo è evidente, insomma, no? Però io sono favorevole, l'ho detto anche in varie occasioni, a un 5-10% all'interno di questa valutazione a dare diciamo, la voce agli studenti, fatto salvo che è vero che il terreno ha anche diciamo, magari di qualche valutazione un po' così opinabile, però è anche vero che a essere O di diciamo... qualche vendetta. Sì, ho capito, però voglio dire, secondo me i ragazzi vengono spesso sottovalutati da questo punto di vista. Io credo che un 5-10% all'interno di un processo serio fatto da dei valutatori ci sta, anche perché sono loro a essere all'interno della classe tutti i giorni e quindi insomma credo che almeno nell'età più, diciamo, per i più grandi, nel triennio finale questa cosa si possa fare. Sì, poi non è facile valutare noi personalmente, cioè io sinceramente io posso valutare un insegnante se mi arriva e se magari la sua spiegazione io la riesco a recepire a primo impatto, o comunque mi ci vuole un po' più tempo con lo studio a casa. Però Aurora, ovviamente. io credo che tu sappia se uno lavora o se uno Sì, non certo, lavora. quello sì, io dico, quello sono in grado di valutare ad un insegnante, però sicuramente posso anche dire magari questo insegnante è più preparato dell'altro, però fino in fondo non gli posso dare un giudizio Sì, chiaro. ampio, io mi posso soffermare a dire se è obiettivo con tutta la classe, magari con tutti i ragazzi, e se magari a me arriva facilmente come insegnante o mi lascia qualcosa alla fine dell'ora, sì, che è quello più importante per noi ragazzi. Parlavi poi dell'importante far passare l'ora, quello che si diceva, Sì, la maggior parte. un pagamento commisurato, una retribuzione scusami, commisurata a quella che è il merito dell'insegnante, sarebbe una soluzione secondo te? Sì, anche, ma adesso serve, come dicevamo prima, nella maggior parte dei vorrei lavori... capire cosa intendete con didattica, perché sono comunque dei concetti Beh, ci sono insegnanti importanti ma anche ci sono astratti, insegnanti quindi che- definiamoli da un certo punto di Sì, vista. ci sono cioè, certi insegnanti che dobbiamo intervenire sulla didattica in che senso? dall'inizio per me, cioè proprio di principio, nel senso un insegnante arriva in classe e mi deve spiegare il programma, secondo me a un insegnante non basta 60 minuti per spiegare determinate cose, a prescindere che noi l'attenzione ce l'abbiamo per 20 minuti, non di più, perché non ce la fa. Adesso le ore da 60 poi... però adesso io non posso dire che un bravo insegnante è quello che ferma la lezione a metà, cioè se ce la dobbiamo dire tutta, un insegnante è quello che fa lezione giusta, cioè 60 minuti, lui mi spieghi o lei mi spieghi, anche se io per prima sono quella che 60 minuti non sto attenta, non ce la faccio proprio, Però tu dici è un problema dell'insegnante, deve trovare il modo di farmi stare attenta, cioè, Sì, perché non c'è altrimenti la via di mezzo tra quello che tu chiedi e quello che è dove fattibile. attirare gli studenti per stare attenti o comunque per fargli venire voglia di studiare, perché a noi da un'altra parte ci manca la voglia di studiare. Definiamo anche un pochino, mentre, ecco, sentiamolo da subito l'altro intervento, visto No, a che parte il così non fatto che spezziamo. è stato dimostrato che la seconda guerra mondiale si può tranquillamente spiegare in un quarto d'ora. Volevo dire che sono favorevole totalmente al fatto della valutazione degli insegnanti da parte degli studenti. Non solo come segnale nei confronti dell'insegnante stesso, Sì. ma anche come un segnale da dare nei confronti di una società che, come è già stato detto, meriterebbe di avere un po' più merito. Il fatto che gli studenti valutino i docenti
e possibilmente questi risultati siano magari pubblicati o comunque resi noti, dovrebbe essere uno stimolo sia per i professori sia appunto per l'organizzazione di forme meritocratiche più valide. Porto l'esempio della mia scuola, sì, che all'interno della quale i rappresentanti di istituto hanno... Che è lo Stellini? Sì, che è lo Stellini. I rappresentanti di istituto hanno fatto aderire diverse scuole a questa iniziativa, per la quale ci impegniamo alla fine dell'anno a compilare dei questionari, a dare una valutazione agli insegnanti. È stata una proposta che è stata accolta con interesse da molte altre scuole, e se fosse portata a termine sarebbe appunto un segnale importante dal mio punto in di base vista. a quali parametri? Cioè cosa vi viene chiesto, insomma, in base a cosa vengono valutati poi gli insegnanti? Il questionario deve essere ancora organizzato, lo ammetto. Però secondo te cosa bisognerebbe valutare di un insegnante? Quindi caratteristiche che devono rientrare in questa valutazione? Per esempio mi viene in mente la capacità di concludere il programma che si era prefissato, la chiarezza espositiva, la capacità di gestire il tempo, il modo di rapportarsi con gli insegnanti. Con gli studenti? Sì, scusi, con gli studenti. Certo, Altro tema enorme, perché dovremmo vedere nel poi... fare questo discorso non vorrei dare troppa importanza appunto a questo elemento della valutazione da parte degli studenti, perché come diceva anche il professor Izzo deve esserci un sistema complessivo, una parte minore, ma comunque importante, anche perché si parlava prima di rapporti interpersonali, di ambiente, e questo forse è il modo più diretto per arrivare a una valutazione in questo senso. Al Marinelli come stanno le cose? Al Marinelli siamo felici e non abbiamo fannulloni. No, perché se ci sono fannulloni è mio compito fare in modo che non lo siano. Ci sono invece sia al Marinelli ma anche nelle scuole che ho precedentemente diretto, Manzoni, Fermi, Montegliano, Tarcento, persone che lavorano e che si impegnano e che si trovano molto spesso davanti a difficoltà molto grosse, perché la scuola al giorno d'oggi è un po' una organizzazione un po' slegata dal mondo e questo crea la difficoltà. Il rapporto insegnamento, apprendimento, valutazione attraverso voti non sono all'ordine del giorno né nella società naturale né in tutto il resto d'Europa, dove ci sono altri meccanismi di valutazione degli studenti, dove c'è un rapporto diverso col tempo scuola. Quindi l'Italia sa di avere dei problemi, quindi quelli che i ragazzi percepiscono delle volte come fretta, come finisce l'ora e non sa come fare, tutte queste cose qui, sono degli elementi di difficoltà. Tenga conto che la classe insegnante tende a essere un pochino conservatrice perché comunque ha una formazione che risale abbastanza anni fa, perché è una classe insegnante che è un po' invecchiata per vari motivi, ma sono molto conservatori anche gli studenti, perché gli studenti non chiedono qualcosa di diverso rispetto, ho sentito nominare da giovani ragazzi di programma, no? I programmi sono aboliti da 12 anni, no? Non se ne è accorto nessuno in Italia, che non c'è più il programma, no? E in realtà la scuola, se vuole fare scuola, deve fare un curriculum, perché il programma non si arriva a fare più. E tenete conto che molti quadri orari, con la riforma ad esempio, sono diminuiti di alcune ore. Come sta a fare il programma vecchio a stare nell'orario nuovo che è di meno? E diceva la studentessa, il bravo insegnante è quello che non ce la fa in 60 minuti a far stare detto un argomento. Ma è certo che il giovane d'oggi oltre 15 minuti non sta attento, e probabilmente una conferenza di un'ora li perde, no? Quindi bisogna fare altro, bisogna riorganizzare d'altro. Questa riorganizzazione crea difficoltà, quindi è un momento di difficoltà. Ecco, non è una questione di fannulloni. Io non ho conosciuto insegnanti fannulloni e gli insegnanti fannulloni con me, se ci sono stati, hanno avuto vita impossibile. Quindi c'è un disorientamento dell'insegnante. Ci sono delle gravissime difficoltà, a cominciare dal fatto che gli studenti del triennio leggono come tutti qualcosa, vanno su internet, vedono che ci sono 50.000 studenti in meno iscritti all'università, vedono che c'è un problema nel mondo del lavoro, vedono che una volta laureati automaticamente non si vadano da nessuna parte, vedono che ci sono graduatorie ad esaurimento di 300.000, 400.000 persone, concorsi a 10.000 posti, vanno 300.000. Tutto questo crea per forza disorientamento, capisce? Quindi io non scambierei il disorientamento e la necessità di avere più chiarezza con dei meccanismi terzi. Dopodiché è chiaro, il salto
tra dire valutiamo gli insegnanti e facciamoli valutare solo dagli studenti è un salto che io vi consiglio di non fare. Valutiamo attraverso un sistema di valutazione. No, qua si chiedeva insomma per capire cosa loro vorrebbero possono essere una parte che dice la sua, ma un sistema. Comunque però è disorientamento, non è voglia di far poco, tutti stanno lavorando. Io non sono così ottimista sul fatto che tutti proprio si diano da fare al massimo, perché c'è la demotivazione anche negli insegnanti, quindi forse va cercato un sistema per rimotivare anche gli insegnanti, che poi si trasforma in demotivazione degli studenti. Ed è vero quello che dici tu, non c'è più il programma rigido, c'è la promozione delle competenze, quindi il curriculum, eccetera, eccetera, però una valutazione resta comunque. E ritornando appunto sul discorso che facevo prima, pensando che è fondamentale la qualità del rapporto docente, studente e famiglia, a mio avviso, che è motivante sia per l'insegnante, quindi per quello dicevo prima, per me la valutazione deve rientrare in una modifica del tipo di rapporto esistente adesso, a mio avviso, fra queste componenti che formano la scuola, compreso il preside o il dirigente, quello che è. E se appunto noi ragioniamo assieme, pur con i ruoli diversi, prima sentivo lo studente, mi pare che abbia centrato, a mio avviso, i punti su cui puntare a una valutazione. E visto quello che io non sarei proprio, darei molta più fiducia agli studenti, non credo che gli studenti siano più imparziali di noi nel valutare. Quindi e che non abbiano la competenza. Le idee si potrebbe vedere una parte abbastanza importante. Una abbastanza significativa negli studenti, perché è vero che qualcuno può farla bene, ma una parte minimale, perché lo studente è consapevolissimo, l'ho riscontrato più volte, comunque anche... è consapevolissimo dell'importanza dello studio, per cui è chiaro che tutti quanti abbiamo la tendenza a fare il meno possibile al massimo risultato, un fatto umano, però sanno, a mio avviso, valutare molto bene quello che gli serve e quello che è utile per loro anche nel rapporto interpersonale. Sentiamo ancora i ragazzi? No, niente, volevo ricollegarmi un attimo al discorso del ragazzo che diceva una scala di valutazione dovrebbe essere che il professore riesca a finire il programma che si è posto, ma secondo me è più importante un programma di tipo qualitativo che quantitativo. Cioè è inutile fare una storia fatta di date, di numeri che nessuno si ricorderà mai, piuttosto facciamo una storia fatta di fatti, di cose concrete che comunque tutti si... Quindi tu dici, prima di capire se ha fatto tutto il programma, valutiamo proprio il programma che vuole cioè, fare. valutiamo la qualità, i programmi non la siano qualità o quantità. meno, ma cioè, dall'inizio, in sostanza, quali sono gli obiettivi che vuole farci raggiungere. Esatto. Sì, dovrebbero girare 2 microfoni. C'è qualche problema con l'altro microfono? No, va bene, risolviamo dopo la pubblicità, vai. No, a questo proposito, non tanto per rispondere alla ragazza, quanto più per allargare un po' il tema, anche la questione dei programmi e delle varie materie dovrebbero essere, secondo me, regolamentati a priori. È strano che che sia a discrezione di ogni professore quale argomento fare e quale argomento non fare. Se ci fosse una regolamentazione più precisa... Quindi in terza, per esempio, di storia si deve fare questo, cioè sì, deve essere stabilito insomma più o meno... E possibilmente, a meno che non sia una cosa troppo astratta, io gradirei tantissimo che anche le materie fossero sincronizzate cronologicamente. Questo secondo me sarebbe il massimo, perché ci darebbe davvero un'impostazione molto chiara di quello che si sta... In che senso, scusami, non ti ho capito io forse. Okay. Storia dell'arte, storia, filosofia... per avere un quadro d'insieme di quello che può accadere in un certo periodo storico. Se tutto questo fosse regolamentato a priori, secondo me sarebbe possibile e si eviterebbe di trovarsi a parlare di Schopenhauer con uno che non l'ha mai sentito parlare. Coinvolgo Stefanelli che prima parlava di studenti conservatori, era questo che molto, intendeva in sostanza, intendevo questo. Ma non c'è intendevo questo perché rispetto a quando io ero al Marinelli, cioè, non diciamo neanche quanto tempo fa, e io se dovevo trovare un qualsiasi dato o una qualsiasi nozione dovevo andare o sul mio libro o nella biblioteca di casa o nella biblioteca di Via Ioppi. Adesso in 1 secondo e mezzo vanno con i trabicoli lì, uno smartphone, non so, e in 3 secondi trovano il dato. D'accordo, però il problema è costruire una metodologia critica nello studente, non un assemblaggio di dati. Per questo il programma non c'è più, perché lo studente deve essere un soggetto critico e attivo nei confronti della conoscenza. Si parla di società della conoscenza, ai miei tempi non si parlava della società della conoscenza, perché ai miei tempi la società della conoscenza era chiusa dentro strutture librarie rigide.
adesso è mobile, liquida, quindi o la scuola riesce a dare strumenti... Però lei parlava prima di disorientamento, mi sembra che ci sia... Come dice di? Lei parlava prima di disorientamento, di una difficoltà... certo che disorientamento, mi pare che anche negli sì, studenti tutto. però ci sia, Sì, quindi sì, forse sì. se lei dice che i programmi non esistono più, forse questi vecchi programmi vi facevano bene, o li volevate, sono non so. invece d'accordissimo con lo studente, perché, e non è per nulla conservatore, è anzi riformista, perché dietro queste parole che ha appena detto il dirigente c'è il margine di opinabilità più totale, voglio dire, nel senso che sono perfettamente d'accordo col dirigente che è assolutamente importante e fondamentale la mentalità critica. Ora la mentalità critica si fa svolgendo una parte di programma, svolgendo alcuni argomenti, che certo, e i programmi vengono consegnati dagli insegnanti che hanno delle indicazioni ministeriali. Non è vero che non esistono, esistono dei programmi che devono essere svolti. Ora, ripeto, quello che i ragazzi percepiscono nettamente è che c'è un insegnante che svolge una parte magari minima di programma e ce n'è un altro che ne svolge una parte molto consistente. C'è uno che mette un determinato tipo di giudizio, ce n'è un altro che mette un altro tipo di giudizio. C'è uno che lavora molto di più, c'è uno che lavora molto di meno. Vogliamo, diciamo, al di là delle belle parole, mettere mano a questa ingiustizia e dare una formazione chiara agli studenti? Gli studenti chiedono le regole ben chiare, sapere cosa fanno all'inizio dell'anno e guardi, le prove invalsi, vede, valutare gli insegnanti è molto facile, ad esempio, la formazione, il valore aggiunto, giustamente diceva lei. La prova invalsi, se fosse un programma, diciamo, a grandi linee su alcuni autori, ad esempio di filosofia, di storia, che si devono fare, si va, si vede, se sanno vuol dire che l'insegnante ha fatto bene, se non sanno e se non c'è corrispondenza con i voti che mette vuol dire che ha fatto male. Gli studenti e le famiglie vogliono chiarezza. Se ci sono troppe parole, belle parole, significa che ci sono ampi margini di discrezionalità e di ingiustizia. Andiamo a pubblicità un attimo e torniamo subito a Festa Futuri Giovani. Bentrovati a Festa Futuri Giovani, si parla di scuola sotto esame. Volevo chiedere a Nino Moro, che vedevo agitarsi, cosa stava leggendo quali dati stava citando durante la pubblicità. No, questo giornale qua che proprio della peggiore sinistra, comunistissimo, no, pro Civitate Cristiana di Assisi, ecco, parlava di alcune cose, insomma, come quello sulle prove invalsi. L'istituto Invalsi, il direttore dell'istituto Invalsi è un economista. Anzi, praticamente l'Invalsi è gestito da un gruppo di economisti. Chi parla è Daniele Novara, che è un famosissimo, notissimo e anche serio pedagogo, ecco, che racconta delle cose su questo, ma importante è quello sugli insegnanti. Allora, devono essere scelti 11.542 insegnanti. Per accedere al concorso occorre superare una prova preselettiva con 50 quesiti. Questi quesiti sono 18 domande sulle capacità logiche, altrettanto 18 sulla comprensione del testo, 7 domande sulle competenze digitali e 7 sulla conoscenza della lingua straniera. Vengono individuati così. Qua non c'è una competenza didattica, neanche una domanda. E non si possono fare, è evidente, quelle domande lì. Vengono scelti così. Questa è la preselezione. Sì, questi fare una lezione. Va bene, ecco, va bene. Okay. Mettere insieme le due cose però sì, cioè, perché effettivamente ci sono due estremi, ci sono delle cose che... Non è questo il problema della scuola d'oggi, secondo me, è evidente, è uno dei problemi, ma non è il primo. Perché se io insegno... No, io ho capito il suo discorso, però vorrei capire comunque come si concretizza il discorso, dobbiamo migliorare la didattica, cioè è questo che sto cercando di farvi dire, ovvero cosa serve concretamente, migliorare la didattica, cosa significa, la formazione degli insegnanti, più fondi, questo vorrei 8 capire. miliardi di tagli alla scuola in 3 anni, ecco, se sono previsti questi, vuol dire che il sistema educativo è in caduta libera e non sono questi i discorsi da fare, sono quegli altri. Bisogna prendere coscienza che bisogna investire nella scuola per avere dei risultati, sia sugli insegnanti,
sia sugli studenti, sia di motivazione degli insegnanti, come diceva lui, perché a me, ecco, che mi aumentino di 4 anni quando sto per finire e mi mandano in pensione 4 anni dopo, dimmi che motivazione posso avere, trovandomi sempre di fronte degli studenti che sono ancora più demotivati rispetto al passato. Ma non è solo il problema finanziario. Volevo Non è solo neanche quello del quello. Marinelli, che sì, il programma deve esistere, cioè è sempre esistito. Alla fine bisogna affrontare un esame di quinta superiore dove devi conoscere il programma dalla terza alla quinta. Cioè, quindi un programma deve per forza esistere, se no su cosa facciamo questo esame? Sì. Quindi quel bisogno di chiarezza del quale si parlava prima, È un discorso un po' più complicato di così. L'idea di programma, così come lo conosciamo noi e come lo conoscete voi e io, nasce dalla riforma della scuola fatta da Gentile negli anni 20. Da 10 anni a questa parte, che era praticamente una definizione gerarchica di un sapere universale diviso in discipline. Questo era il programma. Da 10 anni da questa parte, invece, il Ministero emana delle indicazioni, delle linee guida, che sono degli indirizzi abbastanza chiari, dentro cui le scuole fanno delle scelte e dentro cui gli studenti fanno delle scelte. Il documento del 15 maggio, ad esempio, quello che servirà per dare l'esame di Stato, è un documento di scelta, non è semplicemente un documento di raccolta. Allora io dico, chiamiamo le cose col loro nome, non è il programma vecchio, perché il programma vecchio era una serie di conoscenze che andavano trasmesse in un determinato modo in un determinato tempo. Adesso c'è una rielaborazione. Questa rielaborazione è la base della complicazione. Perché? Perché l'Italia su queste cose non è mai stata addestrata. Questo semplicemente dicevo. Poi possiamo chiamare la stessa cosa programma, ma una cosa è un programma ministeriale emanato dal Ministero uguale per tutti, una cosa delle indicazioni che richiedono un lavoro di base. E su questo lavoro di base purtroppo ci sono dei problemi perché non tutte le discipline che si insegnano in tutti gli ordini di scuola sono così utili come 30 anni fa, ad esempio, no? Sì, ma la modalità di scuola che deve cambiare. Del Marinelli. Come? Lei che è preside, Dirigente. ogni tanto si è mai posto il problema di controllare se gli insegnanti della sua scuola svolgono effettivamente quello che dicono, se quello che scrivono sui registri è vero? Sì, ma certamente che sì, l'ho sempre fatto e lo continuo a fare. E quello bisognerebbe essere un pochino più cauti col lavoro degli altri, perché comunque gli insegnanti sono dei professionisti e non è così semplice per l'utente dare sempre una valutazione corretta del professionista, perché il professionista si rapporta nei confronti della sua professione non in una maniera omogenea. Dopodiché possono esserci anche cattivi insegnanti, ovviamente gli insegnanti in Italia sono 800.000, è impensabile che l'Italia abbia 800.000 eccellenze in un settore, questo non ce l'ha in nessun settore, in nessuna disciplina. Però scambiare una impressione personale dell'utente per una conoscenza perfetta del lavoro dell'altra parte, io dico è un salto. Cioè, non volevo dire, cioè, non in base a quello che dicono gli studenti, ma proprio in base a quello che si vede, cioè, perché magari c'è un professore di fisica che ha una classe che raggiunge bene la sufficienza, anzi riesce ad ottenere buoni risultati, e una classe in cui magari tutti hanno l'insufficienza, tutti hanno problemi e quindi costantemente vengono rimandati. Io capisco che noi non abbiamo tutta questa voglia di studiare e spesso non ci impegniamo, lo ammetto, cioè metto in primis noi, però forse c'è anche un problema alla base dell'insegnamento, un problema con l'insegnante, un problema dell'insegnante che magari non sa insegnare bene quanto crede. Io credo che sia un problema della scuola nel suo complesso, non dell'insegnante o dello studente o del dirigente, della scuola. In questo momento la scuola italiana ha dei grossi problemi. Ma la scuola ha il problema anche nell'individuare e nel, diciamo, selezionare bene gli insegnanti? Certamente sì, perché se negli ultimi, se in questo momento... Quindi può essere che ci siano degli insegnanti non validi, però in questo momento noi abbiamo tre modi diversi oggi, di entrare di ruolo. Attraverso le graduatorie cosiddette ad esaurimento, attraverso il tirocinio formativo attivo, che è una sorta di concorso riservato, e attraverso il concorso. Quindi è evidente che anche lì c'è confusione, perché se non abbiamo un unico metodo di reclutamento, ma ne abbiamo tre attualmente in vigore, è evidente che anche lì stiamo cercando la strada.
Una mamma di Mortegliano che la saluta e che le dice ottimo dirigente, apre il messaggio però dicendo se un insegnante non insegna bene forse non è il suo mestiere. Cioè quindi non è d'accordo con questo disorientamento. Il problema è che la percezione dei ragazzi, ha ragione il dirigente, può essere soggetta a diverse variabili. Non è tutto. Sì, certo, non è tutto, è vero. Il problema, ripeto, è che non c'è nessuna, oltre ad esserci tanti metodi di reclutamento su cui ha anche molti dubbi, ripeto, il punto è che non c'è nessuna forma di valutazione. Cioè si è sempre rifiutato dirigente, lei giustamente diceva il conservatorismo anche diciamo, dell'apparato. Questa cosa qua è molto grave, ripeto, perché nel momento in cui l'istituzione invece desse delle regole chiare e il docente, il dirigente innanzitutto, fosse valutato, fosse un professionista in quanto tale, ma il professionista in quanto tale è quello che alla prova dei fatti è valutato, altrimenti rimane un po' sulla carta questo discorso. Nel momento in cui loro hanno la percezione netta della discrezionalità, della diversità tra materia e materia, tra insegnante e insegnante, è chiaro che a loro vengono 1000 dubbi. Noi invece dobbiamo dare delle indicazioni chiare. E fin quando questo non c'è... Sentiamo un attimo da casa, poi arrivo dai ragazzi che si erano preparati. Pronto? Pronto, sì. Sì, buonasera. Buonasera. Con chi parliamo? Con Hermes della Mora. Prego. Ecco, volevo dire, ho sentito quella ragazza prima che diceva appunto che lei non riesce più di 20 minuti a stare attenta e per cui e quindi è inutile che... Invece, secondo me... Un dato attestato però anche dal il professore, se naturalmente è un bravo professore, deve cercare di tenere svegli i ragazzi, semmai chiedendo qualche cosa e quindi verificando se hanno capito, se seguono prima di tutto. Sì. E poi c'è la furbizia dei ragazzi, sta quello di alzare la mano e di intervenire. Professore, qui non ho capito, qui così, qui colà, cioè rendere una lezione vivace, partecipata e questo dipende dall'insegnante molto, ma dipende anche dai ragazzi. I ragazzi devono essere furbi e alzare la mano e dire quello e chiedere, e i professori tenerli svegli cercando di interrogarli durante la spiegazione dell'argomento. Lei è un insegnante? Sì, un po' sì. Un po' sì? Cosa vuol dire un po' sì? Perché io sono geometra, ma ho studiato teatro, ho fatto un po' l'attore e adesso faccio anche dell'insegnamento sull'addizione. Quindi insomma... E quindi io quando insegno... Da questo consiglio. Quando insegno non lascio, quello che dico probabilmente non è sufficientemente chiaro e quindi chiedo. Ho capito, quindi un consiglio a insegnanti e a studenti. Grazie, scusami perché c'era una ragazza... Grazie, arrivederci. Grazie. Arrivederci. Sì, io volevo fare una domanda sui programmi, chiamiamoli così, chiamiamoli argomenti di studio. E abbiamo detto che né nella quantità né nella qualità, cioè o sia la quantità o sia la qualità. Ma dato che mi sembra che sia nell'interesse di tutti, come si fa, questa è la mia domanda, come si fa ad avere quantità e qualità? Abbiamo meno ore, ma cioè, come facciamo a tornare ai canoni di una volta dove quantità e qualità erano insieme? Chi vuole rispondere? Domanda lanciata. Però vedi, c'è un dubbio che una volta quantità e qualità stavano insieme, perché le rilevazioni che dicono che la scuola italiana è in crisi datano ormai a 15 anni fa e quindi si riferiscono a qualche cosa che era nato prima di 15 anni fa. Quando il sistema, diciamo così, italiano agiva tra virgolette sul debito pubblico in maniera un po' spensierata, e quindi parliamo degli anni 70, e venivano immessi nel mondo del lavoro tutta una serie di diplomati e laureati tra virgolette in sovrannumero, no? Andava le persone andavano anche in pensione con 19 anni, 6 mesi e un giorno di lavoro, quindi intorno ai 45 anni, 50 anni, quindi era un mondo diverso. Quindi io non direi quella è una scuola, funzionava per quel tempo. Adesso questa cosa qua non funziona più, tutto lì, quindi voglio dire si tratta di modificare un po' gli strumenti, gli strumenti, hai capito? Secondo me sì, dipende molto dalla capacità, insomma, dipende molto dalla capacità dell'insegnante sostanzialmente, perché
qualità e quantità del programma sono entrambi aspetti importanti e dipende, ripeto, da una delle cose che ad esempio molti colleghi universitari, docenti universitari si lamentano è anche questa, è che si fanno sempre parti più ristrette anche all'università di programma. No? C'è un po' una frammentazione anche, diciamo, del sapere, che va un po' anche di pari passo con quello che diceva il dirigente, con una società più liquida, diciamo, con un linguaggio più anche così veloce. Sì. Ora, bisogna, diciamo, un certo tipo di rigore metodologico che va di pari passo anche a una certa quantità di programma. È importante, perché io ad esempio, parlo della mia materia, perché insomma sono abituato a parlare di cose che conosco, insomma. Se io spiego ad esempio la seconda metà dell'Ottocento, diciamo, ho bisogno di fare il periodo dell'imperialismo, del colonialismo, la nascita dei partiti di massa, la nascita della Germania, cioè un insieme di aspetti, perché chiaramente la complessità, diciamo così, va messa sul tappeto. Se invece si riduce troppo, si settorializza, e allora diciamo, io credo che l'aspetto che diceva Silvia, qualità e quantità del programma, è la capacità principe di un buon docente saperla coniugare. Andiamo un attimo in pubblicità, tra poco. Bentrovati. Quello che avete visto non era Usain Bolt, ma era Nino Moro che è passato davanti alla telecamera. Aurora. Sì, allora, sono d'accordissimo con la telefonata del signore di prima e sono anche molto d'accordo che noi ci dobbiamo, cioè, al giorno d'oggi sia gli insegnanti che gli studenti si devono concentrare molto sulla qualità e non sulla quantità, anche se è vero che noi dobbiamo andare ad affrontare un esame di quinta superiore o anche di terza, chi come me ha fatto la qualifica, però cioè, secondo me è meglio uno studente che magari sa determinate conoscenze ma le sa bene che uno studente che ha fatto tutto il programma, questo benedetto programma, ma alla fine dell'anno non si ricorda niente. Sì. Quindi meglio avere determinate informazioni. Ed è vero anche che ultimamente abbiamo tante classi che magari c'è un numero di ragazzi che sono rimandati o comunque che hanno problemi sempre nella solita materia e non sempre è un problema appunto dello studente qua, perché su 20 persone in classe 16 hanno problema con questo professore o con questa professoressa, io fossi l'insegnante una domanda me la farei, forse non sono arrivata. Aurora, io quando ho degli amici mi dicono, io gli dico spesso andate a parlare quando i voti sono alti, non quando sono bassi. Io do questo consiglio, perché voi diciamo quando avete il voto che vi gratifica molte volte, anche perché è umano, giustamente diceva il dirigente, non vi ponete il problema, però voglio dire la valutazione va fatta sia per quello che dite voi, cioè alle volte può essere che magari voglio dire, giustamente ci può essere anche qualche docente che magari deve migliorare alcuni aspetti però può anche essere, diciamo, che dietro un buon voto ci sia, diciamo così, il quieto vivere. Sì, poi volevo anche dire no, beh, ci sia apparente, perché poi dopo questi 7-8 che vengono magari dati, poi in realtà non corrispondono a nulla, la valutazione dei docenti dovrebbe iniziare da questo aspetto. E mi permetto di dire un'altra cosa, io sono per l'abolizione del valore legale del titolo di studio, anche per questo aspetto, perché noi ogni anno assistiamo alla fine degli esami di Stato alla corsa sui giornali di quanti 100, 150, 250 escono dalle scuole, che è, voglio dire, non ha nessuna, diciamo, non essendoci nessuna valutazione oggettiva, voglio dire, le scuole cosa fanno molto spesso? Non tutte, però diciamo possono farlo? Vanno a caccia, diciamo così, di clienti, non tutte, va bene, non tutte. Allora, se la vecchia proposta di Einaudi, 47, proprio perché aveva già capito dove si andava a parare, al posto di valutare il numero, il voto, gli studenti e le famiglie si dovrebbero preoccupare di quello che imparano. No? Però c'è da capire appunto come una famiglia poi da fuori possa dati trasparenti, ad esempio, scusami Francesca, con il discorso delle valutazioni. Ad esempio, cioè, dopo, voglio dire, quando da una X scuola, quanti lavorano, che tipo di lavoro fanno dopo 8 anni, con delle prove oggettive, certo, anche valutando la didattica, trasparenza nella comunicazione.
Però già dall'università c'è il lavoro, per esempio dal liceo, sull'università per esempio si valuta, sono usciti da lingue tot, il tot % ha trovato un lavoro inerente con quello che ha studiato. Sì. Per un liceo per esempio come potremmo valutare? Il percorso scolastico universitario che Fatto fa e anche il lavorativo che fa, il quale successo che fa. Certo, ci sono delle motivazioni. Sentiamo da casa, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Allora, mi è piaciuta una domanda che ha fatto una ragazza lì, se i professori fanno il loro dovere come devono. Però comunque il preside della scuola ha risposto che sono professionisti, Sì. Però per noi genitori comunque non è proprio così, perché i professori, quando mio figlio è stato bocciato l'anno scorso, allora è stata decisa da mesi questa bocciatura del figlio, del ragazzo, perché quando mio figlio ha chiesto al professore, a 2 professori, come mai che avete votato per bocciarmi, ha detto è stato programmato la bocciatura. Poi la professoressa di ginnastica, quando ha chiesto mio figlio come mai che hai votato negativamente, ha detto non è vero, non ho votato io, ha votato un'altra professoressa nel posto di lei. Comunque i professori non fanno il loro Signora, al di là dovere. dell'esperienza personale che rispetto, ma volevo capire, non riuscivo a cogliere insomma la votazione, il collegamento della votazione degli insegnanti con quello che voleva esprimerci sulla scuola in generale. No, comunque era la domanda che mi è piaciuta tanto della ragazza che ha fatto prima. Quindi verificare se gli insegnanti fanno il loro dovere in sostanza. Sì, e quello era il punto. Grazie, sentiamo... Aurora, tu volevi finire? No, avevi passato il microfono e poi c'è la ragazza qua alle spalle. Riguardo appunto la valutazione dei docenti. Io sono d'accordo sul fatto che i docenti, come qualsiasi altro dipendente pubblico, vada valutato il suo lavoro all'interno dell'ambiente in cui lavora. Però concordo anche col professor Moro che dice che alcuni professori non sono messi nelle condizioni di lavorare in modo armonioso con gli studenti, gli viene quasi ogni anno prorogato il tempo che deve passare ancora a scuola, e questo sicuramente è demotivante, sicuramente non dà la forza a un insegnante di continuare a fare il lavoro come l'ha sempre fatto. Hai visto come corro però? Sì. L'agilità non le manca. Sicuramente vanno valutati i docenti, a mio parere, sia in una certa parte degli studenti, sia da dei valutatori esterni. Bisogna però essere sicuri che i docenti siano messi nelle condizioni di lavorare correttamente secondo una propria armonia, professionalità. Sì, ma non soltanto, io direi che è da anni, perché il discorso della trasformazione dell'impostazione didattica sulle competenze anziché sul programma, come diceva il preside Stefanel, ma sono gli insegnanti imbarazzati, perché è da 30 anni che per gli insegnanti non si fa un corso di aggiornamento serio e proprio sistematico su tutto, con tutte le trasformazioni che ci sono state adesso nelle modalità con cui si può fare i programmi o far sviluppare le competenze, non c'è questo, per cui è uno degli elementi, a mio avviso, che non mettono in condizione l'insegnante di aggiornarsi per agire in maniera efficace. Non sono del tutto convinto comunque di quello che diceva prima Nino Moro per quello che riguarda la questione dei tagli, la questione degli stipendi. Certamente è un elemento importante, ma io siccome sono vecchio e quindi ho visto in diversi periodi, diciamo, nell'arco della scuola, periodi in cui gli insegnanti erano trattati meglio, sì, c'è anche la questione del prestigio in cui c'era esatto. Gli insegnanti in linea di massima nella scuola italiana non sono mai stati pagati bene, in linea di massima, però c'era una motivazione in loro diversa per un riconoscimento sociale diverso. Ecco perché prima parlavi di un cambiamento di rapporto. Anche la considerazione sociale è se io stabilisco un rapporto diverso con le famiglie. Il piano dell'offerta formativa, che è obbligatorio, richiederebbe ben altro nei rapporti con le famiglie e anche come le famiglie vedono l'insegnante, cioè se l'insegnante è bravo è quello che magari boccia mio figlio, se invece devo promuoverlo se io ho un rapporto posso essere in anche capito da parte della famiglia, se invece c'è un rapporto di diffidenza, c'è un rimpallo di responsabilità eccetera eccetera che va male per tutti quanti, per la valutazione e per tutto.
Sulla questione degli stipendi però io penso che ci sia un problema in Italia, Dino. Cioè, noi abbiamo gli stipendi più bassi, tra i più bassi d'Europa per gli insegnanti, quindi è un problema, cioè è vero la gratificazione prestigiosa, però conta anche lo stipendio. Sì, ma non solo, no, però non è un elemento unico. Però anche, io credo che gli insegnanti, ma non ci sia nulla di male, insomma, la gratificazione diciamo dello stipendio è importante ed è giusta che ci sia. Ripeto, in Italia invece sono scatti salariali per anzianità e abbiamo gli stipendi relativamente ad altri paesi simili a noi e più bassi. Detto questo, che credo che sia un problema da risolvere, però è vero, ha ragione anche Nino, va messo anche un problema di finanziamenti, sono d'accordo, investire nella scuola pubblica è molto importante, ma ripeto, non a pioggia, ma sulla base, bisogna cambiare la modalità, sulla base del merito. Non, ecco. Detto questo, un'altra cosa, sulla valutazione bisogna partire, come diceva il dirigente, dai dirigenti, che è qua presente, giustamente lui correttamente l'ha detto, perché se una scuola funziona innanzitutto è merito del dirigente e mi perdoni, alle volte i dirigenti anche in sede di scrutinio, talvolta diciamo c'è questa, magari si riflettono esclusivamente sul risultato positivo, no? Se c'è un risultato positivo, bene, se c'è un risultato negativo, indaghiamo, no? Talvolta è così, no, dirigente, vero? Io credo che però, per quello che ho detto prima, questo ragionamento non sia del tutto corretto, perché laddove c'è un risultato positivo va indagato, perché non è detto che corrisponda effettivamente al vero, e così come, è vero, va indagato anche il risultato negativo, perché è vero, dipende se magari può essere che un insegnante, cioè non è che per forza, perché vede sa qual è la stortura, perché se il dirigente si comporta in questo modo, praticamente cosa fa l'insegnante? L'insegnante per non aver nessun problema prende e diciamo tutto in carrozza, perché tanto così il dirigente non gli dice niente, la famiglia non gli dice niente, non balza all'occhio. Allora capisce che, voglio dire, la valutazione va fatta sia rispetto alla struttura dell'insegnante che magari ha problemi della spiegazione, sia se i dirigenti non fanno questo, e molto spesso secondo me non lo fanno, sbagliano. Le risposte, poi c'è una ragazza in attesa ancora da un po'. Una piccola cosa a questo proposito. Allora, se nello scrutinio finale ci vogliono 3 insufficienze per essere respinti, oppure 2 molto gravi, mi pare che c'è una certa gravità nel sistema scuola a questo punto. Ci hanno costretto, negli ultimi 2 anni, a fare salti mortali per ammettere all'esame finale di Stato delle persone. Altrimenti si sarebbe stati sotto il 50%, fra il 30 e il 40% di ammessi con le loro forze, perché bisognerebbe avere, per essere ammessi, tutte le materie sufficienti. Al giorno d'oggi è impossibile, è matematicamente impossibile. Ci hanno costretti a fare questa cosa qua. È malato o non è malato questo organismo? C'entra la meritocrazia? Cosa c'entra qua? C'è qualcosa che non va, che è ben più da affrontare profondo, prima, ecco, da affrontare prima di tutte queste cose qua, secondo me. E avere anche delle normative chiare, non che si contraddicono di anno in anno. Che c'era di male prima, che il consiglio di classe decideva, che si poteva parlare, no, adesso numeri, dati, cifre. Ecco, insomma, non sconvolgere tutto e dare una maggiore chiarezza. Pubblicità e poi sentiamo ancora i ragazzi per l'ultima parte della trasmissione. E allora va bene, imparano. Bentrovati, Effetto Friuli Giovani. Prego. Io allora volevo ricollegarmi al discorso che ha fatto prima la ragazza assieme al preside, dicendo che secondo me la scuola alla fine la fanno gli insegnanti, che quindi comunque i criteri di valutazione vadano assolutamente inseriti, partendo sia dal basso e comunque dopo coinvolgendo anche per esempio i dirigenti. Cioè, secondo me è assurdo il fatto che ci siano delle famiglie o degli studenti stessi che partano con il proposito di essere messi per forza in una sezione piuttosto che in un'altra, perché lì c'è un insegnante piuttosto che un altro. Questo porta sicuramente svantaggio alla scuola e anche secondo me minore credibilità, perché magari si può pensare che in una sezione si lavori, mentre in un'altra non si faccia quasi niente, e questo secondo me non è giusto, perché bisognerebbe garantire all'interno dello stesso percorso scolastico, insomma, la stessa preparazione. Allora.
Io volevo dire che poi è giusto quello che ha detto il prof Izzo, nel senso non andiamo solo a verificare i voti negativi ma anche quelli positivi, perché spesse volte, io conosco certi ragazzi ma spesse volte si può uscire dagli esami con 60 e uno può uscire con 100 e in questo caso anche in un istituto professionale soprattutto. Chi trova lavoro è anche quello con il voto 60 che magari è il più meritevole di quello di 100. Non dico che adesso la maggior parte sbaglia degli insegnanti, per carità, però c'entra molto anche un fatto di preferenza e comunque bisogna andare a verificare tanti voti perché l'obiettività non è conosciuta da tutti ultimamente. Inoltre volevo dire anche un'altra cosa. È vero che noi adesso siamo con i tablet, con smartphone, che arriviamo alle comunicazioni molto prima. Non ci manca la furbizia, come diceva il signore prima, perché noi siamo molto ma molto furbi, cioè la furbizia è l'unica cosa che non ci manca. Però spesse volte sì, insomma, noi facciamo le domande, qualche volta ci sono anche i ragazzi e le ragazze per perdere il proprio tempo, che si mettono lì, allora dicono all'insegnante, ma prof, ma cosa è successo qua e là? Per aumentare, diciamo, lo spazio. Per aumentare un po' il tono della però non facciamo mai domande, noi ragazzi non facciamo, adesso diciamola tutta, almeno a scuola mia, non so, quelli che conosco io, non facciamo spesso domande, ma prof, ma mi può spiegare questo? Se non capiamo realmente sì, ma quando il prof smette di spiegare, noi ci godiamo quei 15 minuti di pausa. Okay. Cioè, io volevo aggiungere una cosa appunto di quanto dicevi tu Aurora, che molto spesso gli insegnanti non ci danno la possibilità di parlare, di dire chiarimenti, perché magari noi alziamo timidamente la mano e ci viene negato di poter parlare, di poterci rispiegare, o se no ci viene rispiegato alzando la voce, urlando, e quindi la prossima volta ci pensiamo 2 volte prima. Certo, nulla a togliere che esistono fortunatamente dei professori che ci rispiegherebbero le cose 100.000 volte pur di farcele capire, ma purtroppo sono una netta minoranza. Male. Avevo una domanda un po' per tutto il corpo docenti che è qua in studio, ma perché voi potete valutare noi attraverso le verifiche, ma a voi non viene chiesto un test, una valutazione, una qualsiasi cosa per confermare quello che state facendo, confermare il vostro livello di preparazione? Perché io non nego che magari qualcuno abbia una laurea in storia e sia preparatissimo, però magari qualcuno. No, speriamo che ce l'abbiano questa laurea. Io non voglio togliere nessun riconoscimento a nessuno, però gli anni passano per tutti, le cose si aggiornano, quindi perché noi dobbiamo sapere sempre di più, ma voi dovete spiegarci sempre quelle 4 cose? No, io sono d'accordo, cioè, intanto il compito dello studente è studiare. No, sì, sono d'accordissimo. No, partiamo da questo, il compito dello studente è studiare, poi hai ragione, insomma, l'insegnante, l'ho detto io per primo all'inizio, insomma, deve essere attestato, l'aggiornamento l'ha detto anche Del Ponte, insomma, su questo la scuola è indietro, l'abbiamo detto tutti, è dato oggettivo. Io partirei, se posso interrompere, partirei proprio dal concetto delle 4 cose. Che sono esattamente quelle che dicevo io prima. Il problema è che la scuola è ferma un pochettino alle 4 cose. Uscire da queste 4 cose non è semplice, perché ti faccio così brevissimo esempio. Nella scuola la lingua italiana scritta tende ad espandersi, cioè si chiede di ampliare. Nella società invece la lingua italiana scritta tende a restringersi. Quindi vuol dire che la scuola va contro tendenza rispetto a quella che sta, e quando si va contro tendenza non è semplice. Mi permetto solo di dire una cosa, perché non vorrei di fare di ogni erba un fascia. Io sono totalmente contrario a quello che dice il professore, cioè io sono totalmente contrario alle bocciature, in maniera assoluta. Io voglio solo ricordare questo dato, che il primo paese al mondo nei sistemi scolastici, è la Finlandia, non prevede bocciature. Può essere lo studente che chiede di stare un anno in più e basta. Non può essere la scuola, perché per me, a noi l'Ocse ha stabilito che una bocciatura ci costa 28.000 euro per fargli fare allo studente la stessa cosa che ha fatto l'anno prima. Non abbiamo strumenti per recuperare, noi gli facciamo rifare 2 volte la stessa roba, sperando che la seconda venga meglio.
Ecco, in questo senso è evidente che i dirigenti sono per i voti positivi e non per i voti negativi, cercando di disperdere il meno gente possibile. Non abbiamo strategie per recuperare, produciamo dispersione e basta. Vabbè, no? abbiamo opinioni. Sì, Io non ho detto, però comunque ha capito la mia, diciamo, linea e abbiamo opinioni. Però vedi, la mia linea è invece, credo che serva invece una scuola che sappia recuperare ed eliminare il più possibile la dispersione scolastica, ma nel contempo, diciamo, premiare anche le eccellenze e fare una cosa non esclude l'altra. E di sicuro io credo che la linea scelta da dirigente sia la peggiore in assoluto, perché credo che senza indicazioni chiare, diciamo, gli studenti e la formazione non miglioreranno. Però vedi, scusami, così, vedi come all'interno anche nel mondo della scuola, no? Esistono anche culture, impostazioni, diciamo, di tipo di riforma di tipo diverso. Credo proprio per questo che il Ministero dovrebbe, diciamo così, dare un taglio anche, diciamo, più pregnante. Certo c'è anche l'autonomia scolastica, però anche il Ministero dovrebbe essere un po' più chiaro, no? Nelle informazioni, nelle indicazioni. Non so se volevi concludere, poi velocissimamente Moda, abbiamo una chiamata. È telegrafica. Non sapevo un cavolo di geografia io quando ho cominciato. Dopo 40 anni qualcosa ho imparato. Cosa vuoi chiedermi? Vuoi farmi un test su quello che so di geografia? Che mi pare? Non so io. Se vuoi fammelo. Non so, ti sbaglio tutto quello che vuoi, se vuoi, anche per darti la soddisfazione. Ma non è un fatto di soddisfazione. Altre cose importanti in un insegnante. Sì, ma non c'è necessariamente una verifica dell'insegnante sul fatto delle conoscenze tecniche della materia, ma sul fatto della didattica, dice tu, sarebbe giusto che ci fosse l'aggiornamento, una revisione di tutto quello che è la modalità e va valutata, è giusto che sia valutata. Quali investimenti nella scuola si fanno per valutare queste cose? Puoi demolire tutto, no, che non è niente, puoi demolire tutto. Però dico pure, il concetto di fondo è verissimo, un medico deve aggiornarsi sempre per poter stare sulla... E fare l'insegnante dal punto di vista di responsabilità civile non è inferiore, secondo me. Posso dire un'ultima cosa? Adesso non vorrei offendere nessuno, ma negli ultimi anni tutti i professori che mi sono capitati avevano parecchi anni più di me. E questo ci sta, ok, benissimo, però è stato, cioè, è uno studio, cioè, mi sono persa. Riprenditi. Ok. E ci sono stati studi psicologici e sociali su come la peer education, ovvero l'insegnamento trasversale, sia molto più efficace dell'insegnamento da un adulto a un giovane. Quindi io mi chiedo, perché nella scuola non ci sono più docenti che hanno un'età inferiore? Secondo me, se posso dirti, proprio perché non c'è il merito. Proprio perché non c'è il merito, perché nel momento in cui ci fossero, ad esempio, dei concorsi su, diciamo, dei punti di partenza, no? C'è un posto, c'è un concorso dove il giovane ha la stessa, diciamo, possibilità di un altro che ha 20 anni di più. In questo momento non è così. Il percorso è lento in ingresso e ti trovi con una classe insegnante tra le più anziane, perché non c'è la cultura del merito in Italia. Sì, è totalmente sarebbe molto più semplice anche per noi. Né nei vostri confronti. E quello che dice il dirigente, la cultura del merito, diciamo, la sua impostazione, la eliminerebbe completamente, perché se eliminiamo completamente il giudizio e diciamo, diamo a tutti la possibilità di andare avanti a prescindere da quello che le insegniamo, cavolo che società. Dobbiamo sentire un attimo una chiamata da casa e poi ci sono altri ancora da sentire. Pronto? Sì, buonasera, con chi parliamo? Buonasera ai professori e ai studenti. Ci dica, buonasera. Allora, io ho un figlio di 38 anni che si è laureato con 110 lodi in lingue, tedesco come prima lingua e inglese. Allora, lui ha fatto l'insegnante proprio per passione, che lo farebbe anche gratuitamente. Comunque sono anni che è sballottato da San Daniele all'Uccellis, allo Stellini, alla Percotto, quest'anno allo Stringer, a Lignano, a Tolmezzo, con 1150 euro al mese, perché quest'anno ha solo 15 ore. Allora, prima parlavate di concorsi, lui non ha potuto fare il concorso perché il concorso di lingue non c'era. Quindi per passare di ruolo sto ragazzo che era andato a vivere da solo, è dovuto rientrare in famiglia perché con 1150 euro e poi 3 mesi d'estate non è pagato. Quindi signora, dal 30 giugno non percepiscono i precari gli stipendi. Se io dico signora che non c'è il merito, io sono un precario anch'io,
e insegno da 10 anni e non sono di ruolo, e ha ragione, gli stipendi sono bassi. No, il mio figlio ha il merito perché ha fatto l'insegnante per passione. No, ma io glielo sto... Lo sta testando, riconoscendo. Sto dicendo la stessa cosa che dice lei. Sentiamo, grazie signora per averci chiamato. Grazie. Grazie. Ma secondo me un altro problema principale della scuola, secondo me, è quello di perdersi in cose inutili. Secondo me, specialmente in alcune scuole, vanno ridotti determinati programmi, perché secondo me studiamo troppo. Bisogna, secondo me, ridurre determinati programmi per avere un quadro più generale, un quadro più specifico, studiare di meno, ma in maniera un po' più approfondita, sapere meglio quei piccoli argomenti, perché altrimenti in questo modo c'è un po' troppa superficialità, c'è un macchiettismo qualunquistico che non porta alla fine da nessuna parte, e quindi conviene avere una conoscenza più determinata, più appropriata di determinati argomenti, più specifici e più selettive, insomma. Io sono completamente d'accordo con quello che ha detto il preside della mia scuola, il dirigente della mia scuola. Bravissimo. Anche a me è difficile. Sicuramente. Cioè sul fatto che le bocciature... Casualmente. Molto casualmente. L'inizio è stato fantastico. Dicevamo che la valutazione funziona da parte degli studenti, sono molto oggettivi. Molto. Vabbè, non è un mio insegnante, quindi non ho problemi. Cioè il dirigente della mia scuola, ok. Bene, ok. Cioè, sul fatto che... non gli manca, come ha detto Aurora. Allora, sono d'accordo sul fatto che le bocciature non servono a niente. Cioè, secondo me, bocciare un ragazzo o una ragazza, uno studente in generale, che non è stato in grado di raggiungere un risultato in 3 materie, ad esempio, che sono quelle minime per poter bocciare, non è condizione sufficiente per poterlo bocciare anche in tutte le altre materie in cui magari andava bene. Secondo me ci deve essere un percorso che dura 5 anni, al termine del quale lo studente deve aver raggiunto il risultato in ogni materia. A quel punto lì sì, se uno studente non è riuscito a raggiungere il risultato in ogni materia, la sufficienza, a quel punto è giusto anche che si fermi più a scuola. E bocciare anno per anno, secondo me, può essere sia una perdita di tempo, sia molto demotivante per lo studente. Siamo già in ritardissimo, quindi ti chiedo di essere brevissima, Aurora. Sì. Volevo solamente leggere 2 messaggi riguardo al fatto di fare domande durante le lezioni, come si può fare quando un insegnante non risponde alle domande inerenti all'argomento spiegato e dice di stare zitto e lavorare, quindi c'è una conferma di quello che un po' veniva segnalato, diciamo, prima. E poi ci scrive un docente di chimica che, riferendosi al professor Rizzo, dice: assurdo proporre l'abolizione del valore legale del titolo di studio, significa non avere considerazione della scuola, quella nella quale lui si trova ad operare. Siccome anche in un'altra occasione si era espresso a favore del licenziamento degli insegnanti, dice sarebbe meglio stesse zitto perché è deleterio per la categoria addirittura. Posso rapidamente? Allora, la questione dell'abolizione del valore legale del titolo di studio l'ha detto qualcuno più importante di me, che è stato Einaudi nel 1947, e corrisponde al fatto, ripeto, che ad essere valutata deve essere la conoscenza, proprio per evitare le problematiche che ci sono di soggettività, di interpretabilità delle valutazioni. Per quanto riguarda la licenziabilità, anche qua, voglio dire, io credo che il prestigio sociale vada di pari passo con la valutazione. Il mondo privato non può capire perché nel mondo privato c'è la licenziabilità e nel pubblico no. È così che si fa prestigio sociale, accanto a un sistema di valutazione. Chi è deleterio alla categoria e chi, come quello che ha scritto l'SMS, il signore che ha scritto l'SMS, che è un puro conservatore e che fa una difesa corporativa e difende coloro che non lavorano e non difende invece i tanti, la grande maggioranza di insegnanti che lavorano. Permettimi, la scuola friulana sono idee diverse, professore. La scuola friulana raggiunge i risultati migliori in Italia. Quando si parla della crisi della scuola italiana bisogna fare distinzione tra nord e sud del paese, e il Friuli ha, diciamo, degli ottimi risultati dati oggettivi OCSE Pisa. Questo va anche detto. Aurora, velocissima, che poi siamo in chiusura. Allora, intanto gli faccio i complimenti al dirigente scolastico, che è il mio ex dirigente Alea Manzoni. Però volevo dire una cosa, cioè il fatto di merito o anche comunque di aggiornarsi, come diceva la ragazza prima, no? C'è bisogno che certe età vadano a casa, cioè basta, mettiamo insegnanti un po' più giovani. Cos'hai contro di noi anziani? Cioè, cosa che abbiamo fatto? No, non la metteva dentro. Penso che dopo una certa età
anche proprio il corpo umano abbia bisogno di riposo, Qual è quindi è meglio. Qual è? Però è Forse giusto, se dobbiamo riaggiornarci ogni volta è giusto che ci siano anche età un po' più basse di insegnanti, diciamo. Poi volevo dire, tipo io sono in un professionale, sarebbe molto meglio se ci fossero più ore di pratica invece di 6 ore alla settimana, perché lì a noi serve quello, perché noi andremo a lavorare quindi e a un futuro più di preparati lavoro. al mondo professionale. Esatto. Mi dispiace che ci siamo scalati proprio quest'ultima parte, abbiamo già sfiorato tantissimo. Come dicevi tu, dopo una certa età è ora di chiudere, forse riguarda anche me a questo punto. Grazie al professor Nino Moro, al professor Del Ponte, grazie al dirigente, lo devo imparare perché non mi viene, Stefano Stefanella, grazie al professor Gianpaolo Izzo, grazie a voi ragazzi, noi ci vediamo tra una settimana con il nostro ultimo appuntamento con Effetto Friuli Giovani. Ciao!